Presidente promulga le leggi e se io non firmo oggi, il Parlamento vota un'altra volta quella legge e io c'è scritto che sono obbligato, e allora no, non lo sapete se dite non firmate, perché non significa niente. Il Presidente della Repubblica Napolitano, oggi affermando che non poteva non firmare la legge criminale sullo scudo fiscale perché tanto il Parlamento l'avrebbe riapprovato uguale, allo stesso tempo compie un atto di viltà e di abdicazione, perché la Costituzione assegna proprio al Capo dello Stato il compito di rimandare alle Camere i provvedimenti che sono criminali e anticostituzionali. E allora si assume le responsabilità anche lui, dicendo appunto che l'ha voluto firmare, non che poteva non poteva non firmarlo perché il Parlamento l'avrebbe riapprovato. Che ci sta a fare lui allora? Se questo è proprio il compito che ha, quello di controllare la costituzionalità delle leggi già in prima battuta?